bellissima perché ci sono queste gigantografie illuminate molto chiare che ti prendono subito e ti fanno venire voglia di leggere quello che c'è scritto a fianco. Per cui veramente molto bella, ma proprio d'impatto. Una mostra importante che ricorda l'80° della liberazione, ma soprattutto una mostra realizzata con strumenti innovativi, strumenti multimediali, che riesce a parlare alle nuove generazioni che sono distanti ormai 80 anni dalla lotta di liberazione, e quindi è necessario trovare nuovi strumenti con cui interagire con queste persone per fare in modo che i valori fondativi della resistenza e della lotta di liberazione si propaghino anche nelle nuove generazioni in futuro. Una mostra che ricorda e soprattutto aiuta a divulgare la memoria dell'80° della liberazione dal nazifascismo. Vittorio Veneto è città medaglia d'oro al valor militare per la lotta al nazifascismo, ed è quindi dovere di un'amministrazione quella di promuovere ogni iniziativa che permetta di mantenere vivi i valori, soprattutto e non solo oltre alla conoscenza storica dei fatti di 80 anni fa, al fine di attualizzare il presente, al fine di valorizzare quello che possiamo fare come società e come umanità. Ancora un grazie all'Associazione Culturale Mail, ad AMPI e ISREV per questo progetto di cui davvero siamo molto fieri.